Ennesima giornata da incubo in tangenziale a Mestre dopo lo schianto mortale di martedì, nuovo tamponamento tra un camion e 6 vetture, fortunatamente non ci sono vittime, ma il traffico si paralizza. A Vicenza, udienza preliminare del processo a carico di 32 venetisti accusati di predicare la disobbedienza fiscale davanti al Palazzo di Giustizia, manifestazione di solidarietà nei confronti degli imputati. Nuovo ramo di indagine sul crack Veneto Banca, la procura indaga anche sull'agenzia internazionale incaricata del controllo dei conti, avrebbe presentato false certificazioni del buon andamento della Popolare. Nel 2008 fu picchiata a morte e bruciata a soli 19 anni, la Corte d'Assise d'Appello conferma la condanna all'ergastolo della coppia di Rovigo accusata di aver ucciso la giovanissima lucciola Paola Burci. Ieri sera alle 20:10 ospita il governatore del Veneto, tra i tanti temi trattati le foto di toscani con i migranti per la nuova campagna di Benetton, deve far parlare di sé, dice Zaia. Il nuovo sindaco di Vicenza Rucco annuncia che presto firmerà un'ordinanza anticarovane che comprenderà tutto il comune di Vicenza, un'iniziativa rivoluzionaria per la città. Incidente l'altra sera a Villorba, la festa del rugby, il tirante di un gonfiabile cede proprio mentre stavano giocando i bambini, tra i feriti 2 sorelle di 11 e 7 anni portate in ospedale. Prof esaminatore alla maturità scortato dai carabinieri e sanitari all'ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. Poche ore prima aveva avuto una grave crisi di nervi a casa minacciando la moglie. Accade a Castelfranco. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, ed è un'edizione che si apre ancora una volta, come è già accaduto spesso in questi giorni, con una mattinata da incubo, l'ennesima per gli automobilisti, ancora una volta in tangenziale a Mestre, dove soltanto 2 giorni fa c'è stato un terribile incidente mortale. Anche questa volta un camion protagonista che ha coinvolto insieme a altre 6 vetture in un maxi tamponamento. Fortunatamente non ci sono vittime, ma ovviamente il traffico è andato ancora una volta nel caos. Ci racconta quanto accaduto in diretta telefonica da Mestre Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno da Mestre per raccontarvi l'ennesima giornata da incubo per gli utenti della tangenziale a causa di un incidente fortunatamente non grave che ha mandato letteralmente in tilt il traffico per diverse ore. Subito vi diciamo che l'incidente ha coinvolto 6 auto e un tir che è finito di traverso in tangenziale. Tutto è accaduto attorno alle 8:30 all'altezza del cubo della stazione di servizio Bazzera in direzione Trieste. Immediatamente il serpentone d'auto in transito si è bloccato sino a oltre la barriera di Mestre. Code chilometriche anche in direzione opposta, verso Milano, all'innesto fra la A27 e la tangenziale, per i curiosi che rallentando per guardare hanno via via costretto i veicoli a fermarsi. Il traffico intenso si è riversato sulla viabilità alternativa verso l'aeroporto. In tangenziale hanno lavorato i vigili del fuoco e la polizia stradale, come detto, a parte qualche botta o lieve contusione, le persone coinvolte nell'incidente se la sono cavata con un grande spavento. Da Mestre è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Adesso la cronaca giudiziaria ci porta a Vicenza, dove è in corso da stamane l'udienza preliminare del processo a carico di un gruppo nutrito di venetisti che sono accusati di predicare la disobbedienza fiscale. Davanti a Palazzo di Giustizia c'è stata e c'è tuttora una manifestazione in solidarietà degli imputati. Gabriella Basso da Vicenza, com'è la situazione? Buongiorno a te ai telespettatori da Vicenza, dove stamane a Palazzo di Giustizia si sta tenendo il processo nei confronti di 32 persone appartenenti a diverso titolo a 2 cosiddetti comitati di liberazione che predicano e praticano il rifiuto di pagare le tasse. L'accusa nei loro confronti è pesantissima, ovvero di aver costituito un'associazione a delinquere con finalità di indurre la violazione fiscale. Oltre a quello associativo viene contestato il mancato rispetto di una legge del 1947 che punisce l'istigazione a ritardare o a non effettuare in toto il pagamento delle tasse. Si parla di una pena detentiva, il carcere, fino a 5 anni. Un palazzo di giustizia blindato con Digos e polizia a fare da cordone per bloccare eventuali ingressi e azioni di protesta dei molti sostenitori arrivati a Vicenza questa mattina. Gli investigatori della Digos, ricordiamo, Digos di Vicenza, avevano individuato nel Comitato di Liberazione Nazionale Veneto, che si avvale di 2 siti internet e che per la verità ha sempre agito alla luce del sole, un doppio livello. Innanzitutto un'attività illecita dotata di uffici destinati a fornire consigli e tutela a chi volesse evadere l'obbligo contributivo,
e in secondo luogo formazioni stabilizzate di persone, i cosiddetti gruppi di intervento rapido, destinati ad effettuare azioni di resistenza durante gli accertamenti tributari delle autorità, offerte a richiesta dei contribuenti, a carico dei quali venissero effettuati atti materiali di accertamento. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Ancora la cronaca giudiziaria che però ci porta a parlare di un terribile omicidio commesso 10 anni fa, nel 2008. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha infatti confermato ieri la pena dell'ergastolo per gli imputati dell'omicidio di Paola Burci, 19enne ragazza romena che venne trovata morta bruciata dopo essere stata picchiata selvaggiamente nel marzo del 2008 nella golena del Po a Zocca di Rho, nel Ferrarese. Confermato l'ergastolo per il rodigino Sergio Benazio e la sua ex compagna, la romena Gianina Pitroescu, che appunto secondo l'accusa furono gli autori del terribile omicidio. Una decisione che conferma la pena già decisa in primo grado a Rovigo e anche nei precedenti processi che si trascinano dal 2008, prima della Corte d'Assise di Ferrara e poi della Corte d'Assise d'Appello di Bologna. Ora Venezia ha deciso l'ergastolo senza isolamento diurno, mentre è caduto per prescrizione il reato di occultamento di cadavere. Peraltro una sentenza che ha ribaltato la richiesta della Procura Generale, che aveva chiesto l'assoluzione per mancanza di riscontri alle accuse e insufficienza di prove, motivo per cui i difensori dei due imputati annunciano già ricorso in Cassazione. Lo ricordiamo, Paola Burci, 19 anni, veniva dalla Romania e secondo l'accusa veniva fatta prostituire sulle strade di Ferrara e di Rovigo dalla coppia e a quanto pare poi voleva uscire da quella strada e secondo l'accusa fu uccisa barbaramente per questo motivo. Ora la conferma dell'ergastolo per i due rodigini accusati appunto di averla prima barbaramente picchiata e poi data alle fiamme. Adesso ancora tribunali, ancora un'indagine, ancora un'inchiesta, però torniamo a parlare dell'inchiesta sul crack di Veneto Banca, perché c'è anche un altro filone di indagine che riguarda i revisori dei conti. Il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Treviso è formalmente a carico di ignoti, ma a finire sotto la lente della magistratura che indaga sul crack di Veneto Banca è l'agenzia internazionale incaricata del controllo dei conti, che avrebbe presentato false certificazioni del buon andamento della Popolare Veneta, affermando ad esempio che il bilancio d'esercizio forniva una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società. La PricewaterhouseCoopers, una delle 4 principali società di revisione a livello mondiale, con un fatturato annuo di 130 miliardi di dollari, potrebbe dunque essere chiamata a rispondere di falso, perché visto l'epilogo di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza, Banca Etruria e Banca Marche, tutte monitorate dall'agenzia americana, qualcosa che non andava nell'operato deve esserci per forza. E così, parallelamente al maxi fascicolo sul crack, la procura trevigiana indaga anche sui revisori dei conti per capire fino a che punto abbiano contribuito alla truffa subita da migliaia di azionisti. Adesso torniamo a parlare della questione nomadi, questione Rom, di cui tanto si parla in questi giorni dopo l'annunciato censimento e le polemiche che ne sono seguite, l'annunciato censimento da parte del Ministro dell'Interno Salvini. A Vicenza il nuovo sindaco Francesco Rucco annuncia che presto firmerà una ordinanza anticarovane che comprenderà tutto il comune, il capoluogo berico. È un'iniziativa che non c'era mai stata così estesa appunto a Vicenza. Io intendo fare un'ordinanza comunale che copra tutto il territorio comunale affinché non ci siano dei microcampi abusivi. In passato è successo, le zone rosse sono troppo riduttive, dobbiamo lavorare su un provvedimento più organico e più ampio. Altro che zone rosse! Francesco Rucco si prepara a firmare un'ordinanza anticarovane che copra tutto il comune di Vicenza. Inizia la rivoluzione del nuovo sindaco che mette la questione nomadi tra le priorità del suo governo cittadino. Io sono sindaco di Vicenza e mi preoccupo del mio territorio, quindi sicuramente la cosa migliore è che queste persone capiscano che devono integrarsi, che devono trovarsi un lavoro e affittarsi un'abitazione, cioè questo è il modo in cui devono cambiare e integrarsi. Se poi non lo fanno risponderanno le autorità competenti. Il sindaco starebbe pensando di tenere per sé la delega alla sicurezza, dunque sarà lui il ministro degli interni di Vicenza e sarà il referente politico della polizia locale. La guerra al degrado inizierà dai primi di luglio, quando verranno sgomberate le zone della città
occupate abusivamente. Contemporaneamente scatterà un controllo all'interno dei campi nomadi di Vicenza per verificare che sia tutto in regola. È chiaro che un controllo va fatto, ma perché lo prevede il regolamento comunale, in quanto esiste una commissione di vigilanza che verifica appunto le presenze nei campi, il rispetto delle regole, il rispetto del pagamento delle bollette, eccetera. E quindi da questo punto di vista sì, il controllo va fatto e ci impegniamo a farlo fare dalla commissione competente. La commissione di vigilanza sarà gestita dal prossimo assessore ai servizi sociali, che verrà nominato entro questa settimana. Come abbiamo anticipato, dovrebbe essere Cristina Toglio. Una delle sue priorità sarà vigilare sulle condizioni dei bambini nei campi nomadi. Esatto, che è la parte più delicata sul quale cercheremo di lavorare per l'integrazione, soprattutto perché questi bambini vadano a scuola regolarmente. In alcuni casi lo fanno, ci sono delle difficoltà, però vanno migliorate, vanno integrati. Poi chiaramente le responsabilità sono dei genitori sulle quali devono intervenire i servizi sociali. Nessuna dichiarazione di guerra insomma, ma provvedimenti che favoriscano l'integrazione dei nomadi, controlli per verificare che tutto sia a posto e che non ci siano presenze irregolari nei campi. Nel regolamento comunale è previsto l'allontanamento dai campi in alcuni casi ben specifici, uno di questi ad esempio è le condanne definitive di natura penale. Chi non rispetterà queste norme verrà allontanato dal campo. Dai nomadi alla questione migranti, anche le polemiche continuano ad esserci sulle foto, le foto utilizzate da Toscani, scelte da Oliviero Toscani per la nuova campagna di Benetton. Ne ha parlato ieri sera, tra i tanti temi, il governatore del Veneto Luca Zaia, che era ospite speciale di 20 e 10, ha parlato di questo, ma ha parlato anche di sanità. Allora sentiamolo su questi due temi ieri sera a 20 e 10. Toscani non gliene frega niente dei migranti o di altre robe. Toscani fa campagne provocatorie che fanno discutere, questo l'oggetto sociale della sua azienda è far parlare, ci ha fatto vedere suore che baciavano preti in passato, ci ha fatto vedere malati terminali di AIDS con i familiari al capezzale, grazie, e molto altro ancora. Oggi ci fa vedere i migranti, ma Toscani quando ha fatto questa foto ne sta già pensando alla prossima. Il problema ce l'abbiamo noi, ce l'ha Salvini che governa, ce l'ha il governo, ce l'abbiamo tutti noi cittadini. Posso dire, ci vedo piuttosto uno sfruttamento di questo tema, perché questo tema forse doveva essere trattato in ossequioso silenzio e non con delle foto. Però vabbè. Senta, Presidente, prima la pubblicità, un'altra domanda. Gipsy Miele, governatore, i disabili, siamo disperati, c'è poco sostegno, moltissime difficoltà, mi raccomando non dimenticateci. Ma no, ma non sono dimenticati, il vero tema qual è? Il vero tema è che noi abbiamo avuto tagli in continuazione in questi anni. Do solo un dato, la cifra libera per gestire la regione era 500 milioni di euro nel 2010, oggi la cifra libera per gestire la regione è 52 milioni di euro, questo è quello che è accaduto in 8 anni. Noi tiriamo cinghia, pensate che io ho fatto la scelta di non applicare tasse ai veneti? Per qualcuno potrà dire sì, Zaia dice queste cifre ma poteva applicare tasse. Io questo mandato lo voglio chiudere senza tasse. Non preleviamo ogni anno dalle tasche dei veneti 1 miliardo 179 milioni di euro. 1 miliardo 179 milioni di euro che non preleviamo. Come? Non applicando l'addizionale IRPEF. In Veneto non si applicano i ticket della sanità, adesso tutti stanno chiedendo come, ma io pago il ticket? Sì, ma sono i ticket stabiliti dalla legge nazionale, poi la regione ha la facoltà di applicare il ticket, tutte le regioni li applicano, in Veneto ha scelto di non applicarli, quindi in Veneto si applicano i ticket di base previsti, imposti dalla legge nazionale. Qualcuno dice potresti fare a meno di applicarli? No, ma dico anche perché no, perché nel 2010 io addirittura ho fatto un ricorso contro il nostro governo, contro un ticket. Per cui c'è anche la coscienza a posto, li ho portati in Corte Costituzionale e ho perso, perché la Corte ha detto che io sono obbligato ad applicare i ticket nazionali. Dalla sanità torniamo alla cronaca, una falsa invalida scoperta dalla Guardia di Finanza a Padova. Una padovana sessantenne è stata denunciata per truffa all'INPS. La donna avrebbe finto per anni di essere invalida, ottenendo assegni per un totale di oltre 16.000 euro all'anno. A scoprire l'inganno sono stati gli uomini della Guardia di Finanza che hanno verificato le cartelle cliniche e poi seguito e filmato la donna per un lungo periodo, riuscendo alla fine a incastrarla. La sessantenne era riuscita a ottenere l'invalidità totale presentandosi alle visite mediche in carrozzina, ma le fiamme gialle hanno poi accertato che era perfettamente in grado di camminare durante la vita di tutti i giorni, salvo
salvo presentarsi in sedia a rotelle, alle visite e nei luoghi pubblici, come l'ufficio postale per il ritiro della pensione. Un agente della Guardia di Finanza si sarebbe anche finto infermiere per avvicinare la donna e avere ulteriori informazioni da lei. Ora anche l'INPS indagherà per calcolare le eventuali somme da restituire. Ed ora l'incredibile incidente avvenuto 2 sere fa a Villorba, alla festa del rugby, con il tirante di un gonfiabile che ha ceduto proprio mentre stavano giocando i bambini. Una serata tranquilla all'insegna del divertimento in un attimo si è trasformata in un incubo. Il tirante di un gonfiabile ha ceduto all'improvviso travolgendo i bambini che stavano giocando. Fra i feriti 2 sorelle di 11 e 7 anni trasportate d'urgenza all'ospedale Cafoncello. La più grande ha riportato le ferite più serie con una frattura alla base della testa, lesione d'un braccio ed un trauma toracico. La mamma delle piccole ha spiegato che ad un tratto ha visto il tirante staccarsi da terra e piombare verso le figlie. Un dramma, la gente è sotto shock, tutti si gettano verso le bambine per tirarle fuori da quel gioco micidiale. Un medico presente alla festa presta i primi soccorsi. Sul posto arrivano 2 ambulanze. Poi la polemica. Nessuno degli organizzatori, dicono i genitori, hanno allertato i carabinieri. Il gioco è stato sgonfiato e messo via immediatamente. Oggi la famiglia denuncerà l'accaduto ai militari dell'Arma. E adesso di nuovo a Padova con un 20enne insospettabile che aveva con sé, aveva nell'abitazione diversi chili di droga. Lo ha arrestato, lo ha trovato la polizia a Padova. Sta seguendo per noi questa vicenda Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, importante operazione della squadra mobile che ha sequestrato un ingente quantitativo di droga, 14 kg di marijuana e 25 di hashish, tutti nascosti nell'auto di un incensurato 20enne. Un'operazione che è nata nell'ambito dei controlli che la polizia e quindi anche la squadra mobile di Padova stanno facendo nelle aree di servizio dell'autostrada, anche per prevenire e sostenere e proteggere i vacanzieri estivi. I poliziotti hanno visto quest'auto, una Citroen C1 poi risultata a noleggio, ferma per lunghi interminabili minuti con il motore acceso, l'aria condizionata e un ragazzo all'interno che sembrava prendere qualcosa. A un certo punto i poliziotti hanno deciso di intervenire, hanno aperto il bagagliaio e in un borsone che il ragazzo diceva contenere vestiti hanno trovato invece 25 kg di hashish. Poi grazie al controllo del navigatore satellitare che c'era a bordo sono arrivati ad un garage di Milano, che è anche la città di origine di questo 20enne, e nel garage hanno trovato altri 14 kg di marijuana, 3 kg di hashish, insomma altra droga. Sicuramente droga destinata al mercato padovano per l'estate, un valore sul mercato che poteva aggirarsi attorno ai 300.000 euro. Naturalmente il ragazzo è stato arrestato, le indagini proseguono per capire a chi fosse destinata la droga. Per il momento da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale, parliamo della maturità. Sappiamo i ragazzi oggi veneti, non solo ovviamente, alle prese con la seconda prova della maturità, ma ieri gli studenti del Martini di Castelfranco non hanno assistito, non si sono accorti di quanto stava accadendo, ma non si sono accorti che uno dei loro professori aveva lasciato l'aula per poi essere portato via in ambulanza, scortato dai carabinieri. L'uomo, 57 anni, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e ricoverato nel reparto di psichiatria. La sera prima, infatti, il docente aveva tentato il suicidio ingerendo un mix di farmaci e finendo in ospedale. Qualche ora dopo era tornato a casa e ha terrorizzato la moglie minacciandola addirittura di farle del male. Poi è uscito, è andato a scuola come se nulla fosse, appunto per gli esami di maturità. I carabinieri e i sanitari del SUEM, allertati temendo che si potesse creare una situazione di pericolo, sono ovviamente intervenuti, l'hanno scortato poi fuori dalla scuola. Il sindaco ovviamente poi ha ringraziato le forze dell'ordine per la discrezione tenuta, perché come dicevamo gran parte degli studenti non si è accorto di quanto stava accadendo, erano impegnati con la prima prova della maturità. Allora, ieri abbiamo fatto un giro per capire come è andata la prima prova, sentiamo cosa ci hanno risposto. Una traccia sul rapporto fra la massa e la propaganda, come la propaganda quindi possa influenzare le masse. Non me l'aspettavo così semplice, almeno la tipologia B, che comunque è saggio breve, di solito è abbastanza complicato e ci sono moltissime fonti, però 4 sono state veramente
giuste, secondo me, con le informazioni giuste per scrivere un buon tema. È fattibile, è un normalissimo tema come tanti altri. Quella storica sì, ce l'aspettavamo su Aldo Moro, anche sulla Costituzione. Sì. Le altre un po' meno. Sinceramente mi aspettavo più o meno questo, alla fine temi su cui si poteva parlare senza troppi sì, abbastanza semplicemente, sì. Io ho fatto il tema artistico letterario, quindi ho messo dentro arte, filosofia, un po' tutto quello che abbiamo fatto durante l'anno. Ho scelto il socio-economico, era sulla creatività. Sono contento, ho variato un attimo su temi anche di attualità. Non so se... sì, no, sono diciamo, positivo da questo punto di vista. E bene, nel complesso bene. Io ho scelto l'ambito tecnico-scientifico, saggio breve quindi, e come tracce sì, abbastanza semplici. Domani speriamo vada bene e lunedì ci sarà la vera prova temuta da tutti. La prova di storico-politica. Quindi eri già preparato, cioè la prova che ti aspettavi più o meno? Diciamo che penso di avere un po' di cultura generale del tutto. Abbastanza fattibili, però pensavo un po' meglio a dire il vero, però comunque nel male è andata bene. I prof che ci hanno accompagnate quest'anno sono molto bravi, per cui ci hanno preparate bene. Cioè non ti aspetti gli autori che vanno a mettere, perché sono praticamente, noi non li studiamo, sono autori secondari. Però non è stato troppo difficile, dai. Bene, è stato un po' faticoso in questi giorni, è stata un po' d'ansia, però dai, una è andata, aspettiamo le altre 3. In bocca al lupo per la prova, la seconda prova, quella di oggi. Questi sono i ragazzi del Duca degli Abruzzi, del Bestia del Liceo Canova a Treviso, che ci hanno raccontato del tema nel primo giorno ieri. Chi invece non è impegnato nella maturità può già andare al mare, se non l'ha già fatto prima, anche soprattutto oggi che è il primo giorno di estate, e voglio vedere il mare, era l'obiettivo di un quarantenne ungherese, però il suo obiettivo era raggiungerlo a bordo dell'auto, attraversando la spiaggia di Jesolo in zona del Faro. Come si vede da questa immagine, ubriaco fradicio, il quarantenne ungherese ha tentato l'impresa ieri pomeriggio verso le 18:30 e poi miseramente naufragata sulla sabbia. L'auto era già stata segnalata da alcuni cittadini per il comportamento pericoloso in strada. All'arrivo dei carabinieri l'uomo alla guida aveva virato verso il mare finendo impantanato in spiaggia. È stato sanzionato dalla Capitaneria di Porto ai sensi del codice ovviamente della navigazione. Questo è quanto accaduto a Jesolo. Adesso a Padova, o meglio nel Padovano, con la rinascita dell'antica via fluviale da Cervarese Santa Croce fino a Monselice. Si intersecherà con i percorsi ciclopedonali esistenti. Incontro in provincia per dare il via a questo progetto il 4 luglio. Navigare lungo il Bacchiglione, poi il canale Bisatto, il canale Battaglia, rinasce l'antica via fluviale che dal castello di San Martino a Cervarese Santa Croce porta a Monselice, passando per Selvazzano, Padova, Abano, Montegrotto e Battaglia Terme. Una via d'acqua su cui sta lavorando la provincia di Padova. Pronto un investimento da €500.000. Il 4 luglio i comuni interessati sono convocati a Palazzo Santo Stefano per la conferenza dei servizi, cui seguirà l'approvazione del progetto definitivo. Una via d'acqua che incrocerà le vie ciclopedonali del territorio per aumentare l'attrattiva turistica della zona in un percorso che si snoderà lungo i colli Euganei, intersecando l'itinerario delle mura di Padova in 7 punti d'attracco. Per il progetto di una via fluviale che si riapre, una via invece terrestre, diciamo, che è già stata riaperta ed era chiusa, era la provinciale 140 a Borso del Grappa, che era chiusa per la caduta di grossi massi. Riapre in tempi record la provinciale 140, la strada che collega Borso a Cima Grappa, chiusa a seguito dei massi piombati sull'asfalto. 15 giorni di lavori per una spesa di €67.000, di cui 25.000 finanziati dalla provincia di Treviso, 6.000 dall'Unione Montana e il resto messi dal comune di Borso. Un'arteria di importanza apicale soprattutto in questi anni in cui si rende omaggio ai caduti 100 anni fa nella Grande Guerra. Per valorizzare Cima Grappa, tutti i soldi che sono stati spesi in occasione del centenario non potevano vedere la SP 140 chiusa.
qui c'è stato un grande gioco di squadra. Certo è che, vista la tipologia del territorio montano assai fragile, diventa necessario un monitoraggio continuo e capillare, in una parola prevenzione. Questo è uno dei grandi temi su cui la politica io auspico intervenga presto. E l'obiettivo comune che abbiamo è quello di cercare di sensibilizzare gli enti superiori per poter avere quelle risorse economiche necessarie al buon mantenimento del nostro territorio e della montagna tutta. Le problematiche purtroppo del nostro versante del Monte Grappa sono comuni al versante vicentino e a gran parte dell'Italia. Questo è un po' un punto nero. Purtroppo sì, e credo che sarà soltanto, adesso abbiamo soltanto tamponato, diciamo, rispetto a quello che è un problema strutturale. Dovremmo pensare a trovare delle risorse e spero che facendo sinergia con gli enti a più vario livello si riesca effettivamente a dare quelle risposte che, per fare in modo che tutto quanto il massiccio del Grappa abbia quella fruibilità che tutti quanti auspichiamo. Un intervento che a Borso ha visto lavorare fianco a fianco tutti i membri dell'intero Consiglio Comunale. La buona amministrazione non ha colori politici, interviene in sinergia con tutti quando c'è bisogno. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento adesso ore 13, subito dopo il nostro telegiornale. Oggi è giovedì, quindi è il giorno in cui la CGIL risponde alle vostre domande, quindi potete fare ovviamente chiamare in diretta oppure scrivere le vostre domande sulla pagina Facebook. Si parla di pensioni oggi con Paolino Barbiero, segretario della SPCGIL di Treviso, e sempre dello SPCGIL Treviso Lorenzo Zanatta e Luisa Dal Brollo. E poi questa sera a 20:10, puntata da non perdere perché ospite di Ferdinando Varino è Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, per analizzare la situazione del Partito Democratico dopo anche la sconfitta alle amministrative e soprattutto il futuro del PD del Veneto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo tuttavia con qualche disturbo in alcuni settori. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 giugno. Sul Veneto tanto sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio possibili locali addensamenti sulle aree montuose con qualche isolato temporale. Deciso peggioramento entro la nottata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 28 e 33 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole, su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, addensamenti e piovaschi sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 19 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino, deciso peggioramento invece durante le ore pomeridiane con rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' su tutti i settori, anche di moderata intensità. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.